politiche, l'esecutivo Draghi verso la linea dura dal 6 dicembre, Super Green Pass anche in zona bianca. Chi non è vaccinato o guarito non potrà entrare in palestra o ristorante, ma nemmeno soggiornare in albergo. Tensioni con la Lega. Intanto i contagi in Veneto continuano a crescere, soprattutto a Padova. La proiezione del direttore generale dell'azienda ospedaliera: se va avanti così a Natale si supereranno i 50.000 positivi nella nostra regione. Ricoverato in terapia subintensiva a Vittorio Veneto Lorenzo Damiano, leader della protesta No Pass e No Vax nella Marca, probabilmente contagiato durante un recente viaggio a Mergiugori. Morto a 81 anni Ennio Doris, padovano di Tombolo, il patron di Mediolanum, aveva conservato con il Veneto un legame fortissimo. Berlusconi ci lascia un grande italiano. Zaia, oggi un giorno buio, sabato i funerali. 2 giorni di agonia, è morto il 24enne schiantatosi contro un palo e un muro di cinta, zero branco, la notte tra domenica e lunedì, il cordoglio dell'amministrazione. Alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la storia di Paola, bellunese, che ha vissuto l'incubo di un rapporto fatto di violenze fisiche e psicologiche, ma ha trovato la forza di uscirne. Decine di lavoratori della Fenice a tempo determinato sono in attesa di una stabilizzazione, ma il via libera del Ministero che permetterebbe l'indizione dei concorsi dopo mesi di attesa non è ancora arrivato. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. A minuti ci sarà la conferenza stampa del Premier Draghi insieme ai ministri Speranza e Gelmini per illustrare quelli che saranno i nuovi contenuti del nuovo decreto approvato proprio poco fa in Consiglio dei Ministri dopo la cabina di regia di questa mattina per il cosiddetto Super Green Pass, che introdurrà nuove restrizioni per i non vaccinati, quindi l'accesso a bar, ristoranti, ma anche per soggiornare in albergo, ma anche per viaggiare, sarà permesso solo a chi è vaccinato o a chi è guarito dal Covid. Abbiamo sintetizzato quelli che sono i principali contenuti al momento non ancora ufficializzati dalle parole del Premier Draghi, che cercheremo di seguire proprio in diretta nel nostro servizio di apertura. Alla fine di una giornata di tavoli, confronti anche serrati, tensioni politiche, l'esecutivo Draghi ha scelto la linea dura. Il Super Green Pass scatterà in zona bianca dal 6 dicembre. Chi non ha il vaccino non potrà entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, spettacoli, feste, discoteche e cerimonie pubbliche, e non potrà nemmeno soggiornare in albergo. Così almeno fino a metà gennaio, poi il termine potrà essere prorogato. Dal 6 dicembre al 15 gennaio servirà il Green Pass semplice anche per salire sui mezzi pubblici, pure quelli regionali e del trasporto pubblico locale, non solo in caso di passaggio a zona gialla o arancio. Inoltre le attività che finora erano state sottoposte a limiti e restrizioni resteranno aperte, ma solo ed esclusivamente a possessori del Super Green Pass e dunque soltanto a vaccinati e guariti. La giornata è iniziata con la riunione della cabina di regia presieduta da Draghi con i ministri chiave CTS e Istituto Superiore di Sanità. Poi alle 13.30 il confronto con gli enti locali, regioni innanzitutto. È qui che sono emerse le prime crepe con i governatori della Lega che avevano chiesto di applicare la stretta sui Novax solo con il passaggio in fascia gialla. Il punto di caduta è stato trovato nel limitare a un mese i provvedimenti. La strategia è pronta, l'obiettivo dichiarato: evitare le chiusure di attività imprese nelle prossime settimane e durante le festività natalizie. Basterà il Green Pass semplice per andare a lavorare, quindi il tampone negativo molecolare o antigenico. L'obbligo di mascherina all'aperto scatterà dalla zona gialla e varrà per tutti. Altro tema, quello dell'obbligo vaccinale anti-Covid per i bambini in attesa dell'ok di EMA. Per gli under 12 comunque non ci sarà obbligo di Green Pass nemmeno quando arriverà il via libera delle autorità regolatorie. Misura necessaria secondo il governo per evitare nuove chiusure, soprattutto nel periodo natalizio, e per contrastare l'aumento dei contagi che sono in aumento anche nella nostra regione, soprattutto a Padova, dove la terapia intensiva dell'azienda ospedaliera è tutta occupata da giovani pazienti non vaccinati. Se va avanti così, dice il direttore generale dell'azienda ospedaliera, a Natale si supereranno i 50.000 contagiati in Veneto. A preoccupare sono le previsioni. Se si va avanti di questo passo, con il continuo aumento dei casi in Veneto, a metà dicembre ci saranno più di 50.000 positivi al Covid. A dirlo è il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben.
Le previsioni sono previsioni che ci fanno stare molto attenti. Ecco perché l'invito è quello che dobbiamo veramente tutti aiutarci ad invertire questa tendenza alla crescita della curva dei casi positivi. E quindi ecco l'importanza della terza dose, aderire all'invito della terza dose di vaccino, questa dose booster di richiamo, l'importanza dei comportamenti individuali, non mi stancherò mai di ripetere dell'importanza della mascherina, dell'importanza del distanziamento sociale, dell'evitare gli assembramenti. Padova, provincia maglia nera, supera i 5.000 casi attualmente positivi, sono ben 1.795 in più rispetto alla settimana scorsa. Analizzando l'andamento dei ricoveri, Dal Ben parla di pandemia dei non vaccinati. Lo abbiamo registrato anche questa settimana con la presenza in terapia intensiva di 19 persone, tutte non vaccinate. Ecco, questo è un dato che fa pensare, sono persone giovani che di salute stavano appunto relativamente bene. Il fatto di non essere vaccinati ha portato ad un ricovero in un'area critica molto pesante. C'è anche un bimbo di appena 10 mesi in terapia intensiva e l'adulto più giovane ha 36 anni e non è vaccinato. Ad oggi sono 93 i ricoveri totali. L'ospedale si sta preparando ad aumentare i posti letto, pronta la terapia intensiva del dottor Navalesi, attualmente disponibile per i non Covid, e quella del Sant'Antonio. Anche l'area medica e subintensiva potrebbero essere potenziate con 22 nuovi posti letto al 9° piano del monoblocco. L'azienda ospedaliera invita ad accelerare sulle terze dosi e presto saranno operativi con nuove linee di vaccinazione al padiglione 6 della fiera. Sono circa 15 linee che apriremo in fiera proprio per poter dare a tutti la possibilità di fare questa terza dose di richiamo. Apro e chiudo una parentesi, ma anche chi deve fare una prima dose è benvenuto, che sia ben chiaro, quindi questa terza dose di richiamo nel più breve tempo possibile. Il 50% dei sanitari ha già ricevuto la dose booster, ma sul fronte opposto pesano le sospensioni del personale Novax che salgono a 233, di queste 211 riguardano infermieri e operatori sociosanitari. E tra le persone ricoverate in questi giorni negli ospedali veneti c'è anche Lorenzo Damiano, ricoverato nel reparto di terapia subintensiva all'ospedale di Vittorio Veneto. Damiano è il leader della protesta No Pass e No Vax della Marca. Probabilmente è stato contagiato durante un recente viaggio a Meggiugori. Sono uno che finché non tocca con mano, e come molti personaggi del mondo della politica internazionale che non se lo sono fatti questo siero sperimentale, ecco, quindi aspetterò come fanno tanti altri. Per il momento prego Dio, come sono qua a Meggiugori, di fare il mio lavoro e rispettare le regole. Così la sera del 9 novembre, nel corso della trasmissione Focus del direttore Luigi Bacciali, Lorenzo Damiano, collegato da Meggiugori, confermava la sua linea nei confronti del vaccino e del Green Pass, temi che aveva portato nella campagna elettorale di Conegliano, dove si era candidato a sindaco nella lista Norimberga 2, diventando uno dei punti di riferimento dei No Pass trevigiani. O ti fai il Green Pass o stai a casa, non ti licenziano, non prendi i soldi. Questa è una dittatura violentissima. La nostra è una posizione di giustizia, di libertà e di civiltà. Ci stanno togliendo di tutti i diritti. Ora Damiano, presidente dei Pescatori di Pace, si trova ricoverato in area subintensiva sotto ossigeno, quindi all'ospedale di Vittorio Veneto, proprio a causa del Covid. È cosciente e in mattinata ha postato alcune immagini di quella Madonna che in tanti stanno pregando perché la situazione non peggiori. Certo, è probabile che proprio a Meggiugori, Damiano, 56 anni, si sia infettato. La città bosniaca è tra le più colpite dal virus in Europa. Una vicenda personale, ma che, visti i presupposti, è anche politica. Si parlava di grande complotto, di grandi poteri, del virus che non esiste, una grande presa in giro. Oggi però purtroppo è in terapia intensiva. Gli auguro ovviamente pronta guarigione, con la speranza che anche lui capisca che le parole che si dicono alla comunità sono parole importanti che possono condizionare anche le azioni dei nostri cittadini. Al di là di ogni giudizio deve portare le persone ad analizzare la situazione con obiettività, ovvero i dati scientifici che raccontano comunque questa pandemia. Diametralmente opposta all'interpretazione degli esponenti No Pass della Marca, su tutti Davis Bonaldo, che più volte a Conegliano aveva collaborato con lo stesso Damiano. Non direi che sia una cosa
senza metterci la mano sul fuoco il fatto che se ti vaccini non ti ammali o non finisci in terapia intensiva. Centinaia i commenti sulla pagina Facebook del leader No Pass, dove in molti ribadiscono tesi complottiste. Qualcuno va oltre. Prego per te, scrive un utente, sono molto deluso però. Sei andato in ospedale tra le braccia dei dittatori sanitari invece di restare a casa e usare le terapie domiciliari. Torna subito a casa. Il commento che sembra non essere ironico. Voltiamo pagina, è morto nella notte Ennio Doris, aveva 81 anni, nato a Tombolo in provincia di Padova. Con la sua terra il patron di Mediolanum aveva conservato un legame fortissimo. Tra i primi a ricordarlo Silvio Berlusconi e il presidente del Veneto Luca Zaia, che ricorda come fu sua la prima telefonata per aiutare il Veneto quando scoppiò la pandemia. Era nato a Tombolo nel 1940 Ennio Doris e con il suo paese, il suo Veneto e i suoi amici il legame non si era mai spezzato. Vi ritornava spesso, non tanto nell'ultimo periodo. Alle 2:12 il suo cuore ha smesso di battere. Accanto a lui la moglie Lina, sposata nel 1966, con i figli Massimo e Sara. Figlio di un allevatore di bestiame, non aveva potuto seguire il padre per una malattia, da qui gli studi di ragioneria e una carriera in salita con l'intuizione del lavoro, quasi una missione sul risparmio, e la nascita di Mediolanum con Silvio Berlusconi. Un uomo ottimista che, parlando a Treviso alla Ghirada ai giovani nel 2013, in un'intervista rilasciata ai nostri microfoni, diceva: Il futuro sicuramente splendido, perché il futuro è sempre nelle mani nostre. Questi sono ragazzi giovani, intelligenti, preparati. Se conservano l'ottimismo e l'entusiasmo della gioventù, il futuro è assicurato. La famiglia in queste ore di dolore ha chiesto silenzio e rispetto. Il suo gruppo lo ricorda con un commosso: Ennio Doris c'è ancora e ci sarà anche domani. Un uomo che dell'ottimismo aveva fatto uno stile di vita. E se ci si abbandona al pessimismo non c'è via d'uscita, perché il pessimismo è abbinato alla paura e non genera idee. Il pessimismo genera paralisi, stare fermi o scappare. Mentre se si guarda con ottimismo, in ogni situazione ci sono delle possibilità. La mente produce idee. Tra i primi ad arrivare il saluto di Silvio Berlusconi, ci ha lasciato un grande italiano, commosso ricordo del governatore Zaia. Una giornata di sole si trasforma in una giornata buia. Io Ennio lo conoscevo, ho avuto modo di incontrarlo anche mesi fa, fra l'altro ero andato a fargli visita in ospedale. Devo dire che se ne va una persona che io ricordo, ho un bel ricordo di lui, il sorriso, la positività sempre, nel senso una persona sempre positiva, una persona assolutamente di grande visione, un'icona, un pezzo di storia della nostra comunità, ma voglio anche ricordare l'Ennio Doris che chiamava quando i veneti erano in difficoltà, come per il Covid, quando è stato il primo a chiamarmi con una telefonata e ha donato alla nostra comunità 5 milioni di euro e gli ho chiesto: ma per cosa devo fare? Fai in modo che la gente non si ammali. Ed è iniziata proprio in questi minuti la conferenza stampa del Premier Draghi. Ascoltiamo le novità allora di questo prossimo decreto sul Super Green Pass. Allora vediamo di ripristinare l'audio per ascoltare la conferenza stampa del Premier Draghi. Intanto sentiamo la testimonianza di una donna vittima di violenze proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un'amicizia nata via social con un uomo del territorio, l'incontro con lui e da subito una frequentazione assidua, un idillio all'apparenza fiabesco. Mi sembrava di aver trovato il mio principe azzurro fino a quando ho scoperto il suo lato oscuro peggiore, ci racconta Paola. Il nome è di Fantasia. Quando è stato che lei ha realizzato che tutto quello che accadeva nella sua abitazione era una cosa illegale, erano azioni illegali? Io stavo sprofondando nelle sabbie mobili perché non mi sono resa conto che giorno dopo giorno io stavo iniziando a cambiare tutto quello che era il mio modo di essere. Riascolteremo a breve le parole di Paola, ma andiamo a Palazzo Chigi per la conferenza stampa di Draghi. In questa, come in altre cose, quali sono gli eventuali rischi? Allora noi vediamo una situazione all'esterno dell'Italia
che è molto grave in paesi che sono con noi confinanti. Vediamo anche che la nostra situazione italiana è in lieve ma costante peggioramento, come hanno spiegato stamattina il professor Brusaferro e il professor Locatelli. Lieve ma costante peggioramento. Dobbiamo anche tener conto che non siamo ancora nella pienezza dell'inverno e considerare anche il fatto che grazie a un'evidenza scientifica che è diventata disponibile abbastanza di recente, che la copertura vaccinale del ciclo comincia ad affievolirsi e comincia ad affievolirsi in questo periodo. E per questo uno dei provvedimenti che sarà illustrato poi dal Ministro Speranza è stata l'anticipazione della terza dose a 5 mesi dalla seconda invece che, come era prima, a 6. Però più che concentrarmi sui rischi, voglio un po' spiegare su un altro aspetto di questi provvedimenti. E quel che dicono e quel che hanno detto i governatori delle regioni con cui c'è stata un'interlocuzione molto proficua, di questo vorrei anche ringraziare il Presidente della Conferenza Stato-Regioni, Fedriga. Quello che dicono questi provvedimenti è che vogliamo prevenire per preservare, per conservare. Vogliamo prevenire, vogliamo essere molto prudenti. Per evitare i rischi sì, ma per riuscire a conservare quello che ci siamo conquistati, che gli italiani si sono conquistati nel corso di quest'anno. Qui i nostri ricordi vanno immediatamente ai quasi 134.000 morti dell'anno scorso, dell'anno precedente, l'ultimo anno e mezzo. Vanno alla caduta dell'attività economica dell'8-9%, che a pochi, se non credo nessuno uguale nell'Unione Europea. Vanno a questi ricordi di attività economiche chiuse, negozi chiusi, ristoranti chiusi, i ragazzi che hanno fatto un anno di scuola in assenza, in DAD, e non sono stati bene. Credo alcuni di loro ancora stanno soffrendo per quell'esperienza. E soprattutto i ricordi della povertà, di come è cresciuta in quest'anno. Quest'anno gli italiani hanno reagito, ora l'attività economica cresce a più del 6%. Abbiamo ripreso la nostra vita sociale, le interazioni, abbiamo ricominciato a essere normali in sostanza. È questo lo spirito dei provvedimenti, vogliamo conservare questa normalità, non vogliamo rischi a questa normalità ed è con questo spirito che questi provvedimenti sono stati presi, è guardando al desiderio di voler continuare a essere aperti, a andare in giro, a divertirsi, a acquistare, a combattere la povertà, avere i ragazzi a scuola, contenti. Questa è la prospettiva che giustifica questi provvedimenti. Io a questo punto poi risponderò alle domande, ma vorrei passare la parola al Ministro Speranza. Sì, grazie Presidente. Provo velocemente ad illustrare i temi fondamentali affrontati da questo decreto legge. Ci sono 4 ambiti di intervento essenziali su cui si concentrano gli articoli del decreto. Un primo ambito ha a che fare con la questione dell'obbligo. Come sapete, l'obbligo oggi in Italia è già vigente per alcune categorie. Queste categorie sono in modo particolare il personale sanitario e tutti i lavoratori dell'RSA, anche il personale non sanitario che lavora nell'RSA ha già un obbligo di vaccinazione. Noi estendiamo questo obbligo ad ulteriori categorie che sono le seguenti. In primis anche il personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, per esempio nei nostri presidi ospedalieri. Lo estendiamo anche alle forze dell'ordine, ai militari
e lo estendiamo anche a tutto il personale scolastico. Quindi l'obbligo che era già vigente per alcune categorie viene esteso ad altre categorie. Inoltre l'estensione dell'obbligo riguarderà anche la terza dose o il richiamo nel caso in cui queste persone abbiano fatto il vaccino Johnson, che come è noto ha una sola dose. Quindi questo è un primo ambito di intervento che ha a che fare con l'estensione rispetto al tema dell'obbligo. Un secondo ambito di intervento ha invece a che fare con l'estensione dell'utilizzo del Green Pass. Come sapete, col passare dei mesi noi abbiamo esteso l'utilizzo del Green Pass a tutta una serie di luoghi. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti ed estendiamo l'utilizzo del Green Pass in modo particolare agli alberghi, ed è un modo per aiutare le nostre strutture ricettive, soprattutto ad affrontare i prossimi mesi, che saranno mesi chiaramente importanti, al trasporto ferroviario regionale e interregionale e anche al trasporto pubblico locale. Inoltre estendiamo questo utilizzo del Green Pass anche agli spogliatoi di tutte le attività sportive, anche di quelle chiaramente all'aperto. Il Green Pass fino ad oggi, durava 12 mesi, come è noto. C'è stato un pronunciamento del nostro Comitato Tecnico Scientifico che ha indicato in 9 mesi invece la durata idonea, proprio sulla base della capacità, di tenuta del vaccino dopo il trascorrere delle settimane e dei mesi. Il terzo ambito di intervento che noi costruiamo in questo decreto ha a che fare col cosiddetto Green Pass rafforzato. Come è a tutti noto, il Green Pass si ottiene a 3 condizioni differenti. La prima, la vaccinazione, la seconda, la guarigione, la terza, un tampone negativo che può essere antigenico o molecolare. Noi riteniamo in questa fase di avanzamento dell'epidemia e di contesto internazionale così complicato che per una fase temporale che andiamo ad indicare come compresa tra il 6 di dicembre e il 15 di gennaio, introduciamo una fattispecie rafforzata di Green Pass, in cui per poter accedere appunto al certificato verde solo 2 di queste funzioni restano vigenti, e cioè un certificato verde si può ottenere soltanto in presenza di una vaccinazione o di una guarigione. Già in zona bianca, quindi a partire dal 6 di dicembre, rispetto ad alcune fattispecie, salviamo chiaramente l'utilizzo che si fa del Green Pass per le questioni lavorative, per le questioni di trasporto e anche per altre che riteniamo rilevanti, ma consideriamo questo nuovo utilizzo del Green Pass. Nel momento in cui si fa una scelta di questo tipo, quindi di Green Pass rafforzato, c'è però un elemento molto positivo che vorrei sottolineare, e cioè che nel passaggio di colore, che come sapete può avvenire nel caso in cui le regioni dovessero superare determinati indici di ospedalizzazione in area medica in terapia intensiva, noi eviteremmo restrizioni per le persone che sono vaccinate. Quindi il messaggio di fondo che noi diamo è un rafforzamento del Green Pass per evitare chiusure, un rafforzamento del Green Pass per evitare riduzioni di capienze. Quindi proviamo ad avere una disciplina più rigida, rafforzata dell'utilizzo del Green Pass, ma controbilanciamo questa scelta evidentemente con quello che è l'obiettivo del governo, cioè ridurre le restrizioni, limitare le restrizioni. Ancora il quarto ambito di intervento, anch'esso importante e credo rilevante, ha a che fare con i controlli. Dentro questo decreto c'è l'indicazione di una nuova procedura di rafforzamento dei controlli in tutti i luoghi dove i Green Pass vengono utilizzati. Viene chiesto ai comitati provinciali per la sicurezza e l'ordine pubblico di riunirsi entro 5 giorni dall'entrata in Gazzetta di questo decreto, e questi comitati provinciali di sicurezza per l'ordine pubblico dovranno costruire dei veri e propri piani di azione per questi controlli, e sarà richiesto a questi comitati di offrire una relazione settimanale al Ministro degli Interni, perché riteniamo che i controlli siano uno dei punti su cui focalizzare la nostra attenzione e il nostro impegno. Ancora concludo toccando una parte più strettamente sanitaria.
Come diceva prima il Presidente del Consiglio, abbiamo già fatto una scelta nei giorni scorsi che va nella direzione di un anticipo della possibilità di avere il richiamo a 5 mesi. Questa indicazione è già stata formalizzata da AIFA e il parere è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e da oggi è possibile avere il richiamo a 5 mesi e non più a 6 mesi, e ci apprestiamo ad un'ulteriore modifica che sarà vigente dal 1° di dicembre e che ci metterà nelle condizioni di allargare ulteriormente la platea anagrafica di persone che hanno diritto alla dose di richiamo. Come sapete, fino ad oggi questa platea è limitata alle persone che hanno più di 40 anni. Dal 1° dicembre sarà possibile prenotare e prendere una dose di richiamo sopra i 18 anni. È una strategia complessiva che il Governo mette in campo esattamente con le finalità che venivano prima illustrate dal Presidente del Consiglio. Abbiamo un vantaggio anche per le scelte, credo, coraggiose che sono state fatte nei mesi precedenti. Vogliamo provare a conservare questo vantaggio anticipando il virus. Questi mesi così difficili da cui veniamo ci hanno insegnato che anticipare il virus è fondamentale se si vuol provare a tenere la situazione sotto controllo. Questi sono, i punti essenziali del decreto legge che abbiamo approvato all'unanimità in Consiglio dei Ministri, e chiaramente sarò disponibile per eventuali chiarimenti o puntualizzazioni. Avete sentito le parole prima del Premier Draghi, ora del Ministro Speranza, che ha elencato quelle che saranno le misure in vigore dal 6 dicembre fino al 15 gennaio. Si interviene su 3 punti, li sintetizziamo velocemente, ovvero l'estensione del Green Pass, il Green Pass normale, quello che siamo abituati a conoscere negli hotel, ma anche per il trasporto ferroviario regionale, per il trasporto pubblico locale e anche per tutti negli spogliatoi di tutte le attività sportive, anche quelle all'aperto. Validità del Green Pass che passa da 12 a 9 mesi. Estensione poi del Green Pass ad altre categorie di lavoratori, per tutti coloro che lavorano negli presidi ospedalieri, ma anche forze dell'ordine, militari e per tutto il personale scolastico. E poi Green Pass rafforzato appunto dal 6 dicembre fino al 15 gennaio. Green Pass rafforzato, ovvero per chi è vaccinato o è guarito dal Covid, in vigore già in zona bianca. Questo permetterà, ha detto il Ministro Speranza, di evitare nel passaggio di zona dalla bianca alla gialla, dalla gialla all'arancione e poi alla rossa, che vi siano chiusure e nuove limitazioni per le persone vaccinate. Saranno poi rafforzati, altro intervento è quello per il rafforzamento dei controlli in tutti i luoghi dove sarà richiesto il Super Green Pass. Verrà chiesto ai comitati per l'ordine e la sicurezza provinciali di riunirsi entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto per mettere a punto proprio il piano dei controlli, e poi verrà richiesta ogni settimana una relazione da presentare al Ministro dell'Interno su quello che saranno i risultati di questi controlli. Questo in sintesi quanto emerso dalla conferenza stampa a Palazzo Chigi. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, si chiude qui questa nostra edizione regionale. Abbiamo dato priorità alla conferenza stampa del Premier Draghi con le novità introdotte dal nuovo decreto in vigore per il Super Green Pass rafforzato, così è stato definito, dal 6 dicembre al 15 gennaio. Tutti gli altri servizi che avete sentito nei nostri titoli potrete seguirli nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, quella di Venezia e di Treviso. Vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Benvenuti al Meteo. L'inverno bussa alla porta, in arrivo sul nostro territorio un'intensa perturbazione con maltempo, forte vento e neve anche a quote basse. Vediamo il dettaglio di giovedì 25 novembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso sin dal mattino con qualche pioggia sparsa. Le precipitazioni si verificheranno in particolare nella seconda metà di giornata, quando saranno più probabili anche dei rovesci. Quota neve sui 1100-1400 metri sulle Dolomiti e 1300-1500 metri sulle Prealpi. Venti moderati da nord-est. Temperature in calo, minime tra 0 e 5 gradi, massime comprese invece tra i 6 e i 9 gradi. Ci
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo nuvoloso in mattinata ma sarà generalmente asciutto, peggiora poi con il passare delle ore con piogge un po' dappertutto. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una forte instabilità dappertutto con piogge diffuse, neve sulle Alpi dai 1100 metri all'incirca. Temperature minime intorno allo 0, massime invece sugli 8 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.